A volte un'immagine può essere più rappresentativa di tante parole. La pensano così i residenti di Volta Barozzo, che si sono costituiti in un comitato che si oppone al progetto di una nuova linea del tram nel loro quartiere e a sostegno della loro teoria hanno voluto dimostrare con una prova sul campo come sarebbe il passaggio del mezzo a rotaia in alcune piccole laterali di via Piovese. Due pannelli del tram a grandezza naturale si muovono lungo quello che dovrebbe essere il tracciato, simulano l'incrocio tra i mezzi o le difficoltà di un residente ad uscire di casa con l'automobile, tutto per dimostrare l'impatto invasivo dell'opera progettata dalla Giunta Giordani. Ancora non era molto chiaro evidentemente che 2,20 m di larghezza solo di un mezzo non sono pochi, come sono altri 3 metri che guardano direttamente nei giardini altrui. Essendo 8 strade, 8 traverse da fare, ci sarà la necessità per forza di cose di fare dei semafori, perché sennò non possiamo sapere quando passa il mezzo. 8 semafori, calcolando che il passaggio è di 6 minuti a tram, effettivamente uno non può avere questa prontezza di spirito e uscire velocemente. Alcuni hanno anche difficoltà, la strada è stretta, quindi non è facile fare tutto velocemente. Lungo il tracciato ci sono poi dei passaggi del percorso particolarmente stretti. C'è un passaggio verso il fondo dove non c'è un giardino da espropriare, ma c'è proprio lo spigolo di un'abitazione dove c'è una cucina, e la larghezza di quel pezzo stiamo parlando di 6,30 m compresi i marciapiedi. Anche chi va a piedi dovrebbe cambiare le proprie abitudini. Il percorso piedibus per mandare i bambini in piena sicurezza verso scuola, ma non solo i bambini, anche gli anziani che girano con carrozzine elettriche che cercano di raggiungere il parcheggio oppure i supermercati. Tra chi a Volta Barozzo assiste all'iniziativa c'è anche il consigliere regionale Barison, ex sindaco della vicina Albignasego, dove il comune ha detto no al passaggio del tram in via Roma. Possiamo sicuramente andare verso altri mezzi, questo tram è stato pensato quasi 20 anni fa, oggi ci sono altri strumenti che vanno verso mezzi elettrici senza rotaie che sicuramente danno una risposta alla mobilità senza i problemi del tram.